Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata, Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata, Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata, Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata, Regina del cielo e della terra. Buona domenica a tutti. Un canto cieli e terra nuova. Basta. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia
Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Il suo è regno di vita, di amore, di verità, di pace, di giustizia, di gloria e santità. Cieli e terra nuova, il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Miei fratelli, stiamo celebrando la 15ª domenica del tempo ordinario e la liturgia oggi ci propone la figura del buon samaritano. Con questa bellissima parabola Gesù ci insegna chi è il nostro prossimo che dobbiamo amare. E spesso siamo noi che non lo vogliamo, ma è un prossimo e come tale lo dobbiamo cercare di amare. Non è certo quello che vogliamo noi, ma quello che il Padre ci propone come fratello che ha bisogno del nostro aiuto, della nostra attenzione e della nostra benevolenza. Tutte cose difficili, ma sentiremo oggi Gesù che cosa ci dice. E per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre che tenga conto della nostra povertà, dei nostri limiti, dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai portato a compimento la legge e i profeti, donaci un cuore capace di misericordia,
affinché a immagine del Figlio tuo ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è il cielo, perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Non è di là dal mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Parola di Dio. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gesù disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Giorno seguente tirò fuori 2 denari, diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e fa anche tu così. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, abbiamo tra mano una parabola grandiosa. La conosciamo un po' tutti questa parabola, ricolma di umanità. Io direi che questa parabola riassume la persona di Gesù, i suoi sentimenti, tutta la sua dottrina. È una di quelle parabole che raccolgono in sintesi un po' tutto.
i grandi padri della Chiesa. Ne abbiamo tanti, ma Ambrogio, per esempio, Gerolamo, Augustino e altri ancora interpretano questa parabola in modo allegorico. Che cosa significa? Danno a ciascun particolare un significato. Nell'uomo che scende da Gerusalemme verso Gerico, i padri vedono la figura di Adamo che rappresenta l'umanità, questa umanità cacciata dall'Eden, paradiso terrestre, a causa del peccato. Nei briganti che assalgono per strada intravedono il maligno che ha vinto e che ha messo in confusione l'uomo nei confronti di Dio. Nella figura del sacerdote, del levita, riconoscono l'insufficienza della legge antica a produrre salvezza. Non basta. Nel buon samaritano vedono Gesù, il Salvatore che è venuto anche lui dalla Gerusalemme celeste, viene incontro alla nostra condizione di peccatori e con infinita compassione ci cura con l'olio della sua grazia e con il vino dello Spirito Santo. Erano questi i disinfettanti che avevamo una volta, ma servivano. Nell'albergo dove il samaritano porta il ferito, i padri scoprono l'immagine della Chiesa che accoglie tutti i suoi figli colpiti dal peccato, colpiti dalla disgrazia. E infine la partenza del samaritano è vista come la risurrezione di Gesù che torna al Padre, però ritornerà per saldare i conti. È bellissima questa maniera, era una maniera di interpretare la parola di Dio, le parabole soprattutto. Così i padri leggevano, non sempre, ma spesso le parabole di Gesù. Ma ecco invece come Luca ci presenta la parabola del Vangelo. Luca ci dice, c'è un dottore della legge che secondo il Vangelo non ha buone intenzioni, si avvicina a Gesù con una domanda: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù, sei un dottore, che cosa è scritto nella legge? E il dottore non può non rispondere come si deve e con bravura, citando il Deuteronomio, il dottore dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze della tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Risposta centrata. Gesù, hai risposto bene, fa così e vivrai. Ma quel dottore sembra non soddisfatto dalla risposta di Gesù. Ha un'altra domanda da aggiungere: chi è questo mio prossimo che devo amare? È importante sapere chi è colui
colui che è prossimo, che dobbiamo amare sicuramente. E in Israele, ai tempi di Gesù, non c'erano idee chiare, c'era un modo di pensare un po' strano. L'idea di prossimo era oggetto di discussione tra le scuole rabbiniche, scuole di teologia di Israele. Tutti erano d'accordo che prossimo era un familiare, un connazionale, un amico di famiglia, ma fin lì non era più un prossimo, il pagano, il nemico, il samaritano, quello che non si conosceva, una divisione un po' strana. E Gesù non vuole affrontare il problema per risolverlo. Gesù cosa fa? Presenta un esempio di una concretezza straordinaria, dove lo stesso dottore arriverà da solo a capire qual è realmente il prossimo. Ed ecco la parabola di Gesù che abbiamo letto, bellissima. Teniamola da conto perché è una cosa grandiosa. Un uomo, dice Gesù, scendeva da Gerusalemme, 800 metri sul livello del mare, sui monti di Giuda, giù verso la città di Gerico, attraverso il deserto. Non so chi di voi è stato in Palestina, attraverso il deserto di Giuda, 27 chilometri in discesa, si arriva così a 350 metri sotto il livello del mare. Gerico. C'è un uomo su quella strada che sta per morire. Chi era quest'uomo? Che cosa andava a fare a Gerico? Sono tutti particolari che non interessano. Era un uomo certamente con la sua dignità che faceva le sue cose, provvedeva alle sue faccende. Per strada viene aggredito dai briganti. La zona è solitaria, è proprio il luogo dove i malviventi trovano il loro luogo sicuro. Lo derubano, lo maltrattano e lo lasciano per strada, mezzo morto. E che cosa avviene? Per caso, per quella strada, dice Gesù, passa un sacerdote, un levita, non passa uno qualunque. Passano due persone che dovevano conoscere la legge di Mosè a perfezione, che servivano del Tempio di Gerusalemme, due uomini religiosi che non potevano non fare qualche cosa a quell'uomo. Conoscitori della legge, meglio di loro non c'erano, ma passano e vanno oltre, non hanno tempo da perdere, o forse hanno paura di incontrare l'impurità toccando un ferito e quindi si pensano dispensati dal fermarsi. Del resto quell'uomo nella sua disgrazia non gli interessava. Potremmo pensare a questo particolare, non era una persona che poteva servire a loro. Dopo di loro, per quella strada, passa un
samaritano al tempo di Gesù era considerato pagano, eretico per definizione, nemico di Israele. Questo samaritano passa, vede quell'uomo morente sulla strada, sente compassione di lui, scende da cavallo, gli si avvicina, lo medica versandovi olio e vino, poi lo carica sulla sua cavalcatura e lo porta all'albergo e si prende cura di lui. Giorno dopo tira fuori 2 denari dall'albergatore, dice: abbi cura di quest'uomo, se spenderai più pagherò io tutto. Questa è la parabola che fa pensare. Al termine della parabola Gesù guarda il dottore e gli domanda: chi di questi 3 è stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Chi? Non ci poteva essere una risposta differente da quella del dottore, quello che ha avuto compassione. Proprio così, Gesù, proprio così, non c'era bisogno di dirlo. E qual è la conclusione? Va anche tu e fa lo stesso. Speriamo che il dottore abbia capito, speriamo. Il problema adesso è nostro. Con queste parole Gesù ricorda al dottore le sue responsabilità, indicandogli cosa deve fare per avere la vita eterna. Non è sufficiente aver compassione, versare 2 lacrime, no. C'è bisogno di amare concretamente, scendere di cavallo e mettere mano a chi ha bisogno. Questo c'è bisogno. Allora sì, questo è l'amore che Gesù ci ha insegnato per chi è prossimo. E prossimo è colui che incontriamo. Dove? Per strada, nel lavoro, nella vita, e ha bisogno di noi, ha bisogno un po' del nostro tempo, della nostra attenzione, del nostro senso di umanità, della nostra benevolenza. Miei fratelli, questa parabola è davvero grandiosa, e per noi che crediamo è un programma di vita quotidiana, e di questo ringraziamo il Signore. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato Per noi. e per opera del Lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Ora ci ha visto per noi
rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda autentici discepoli del Figlio suo con queste parole. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. La Chiesa non abbia mai timore di seguire il suo Maestro nella libertà e nell'amore, e se necessario fino al dono di sé. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. I responsabili delle nazioni si impegnino per la giustizia, la pace e il bene comune e rispettino sempre la dignità di ogni persona. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tutti sappiano aprire il cuore a Cristo e accolgano la sua parola con il suo messaggio di libertà e di vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per chi dedica la vita al mare, marinai, pescatori, guardia costiera, soccorritori e custodi dell'ambiente marino, le loro fatiche ricevano un riconoscimento giusto e adeguato al dignitoso sostentamento delle loro famiglie. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità, rifocillata dalla celebrazione eucaristica, viva sostenuta dallo Spirito, testimoniando la propria fede con la vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera, guidaci nel cammino della vita e proteggici con il tuo amore infinito per Cristo nostro Signore. 364. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Se la strada si fa dura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, ogni tempo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con il sangue del tuo Figlio, la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo
radunato nella comunione della Trinità, all'onde della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, proclamiamo con fede la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, presbiteri, diaconi, tutte le persone consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia. Ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna.
insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri della Chiesa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme guardiamo al Padre con fiducia, ricordiamoci che Lui è il solo nostro Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia così in terra, dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Diamoci un segnale di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Nostro Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
come io ho amato voi. Avrete la mia gioia che nessuno toglierà. Avremo la sua gioia che nessuno ci toglie. Vivete insieme uniti, Padre unito a me. È la mia vita, se l'amore sarà con voi. Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi. Vi dico queste parole per la gioia, sarete miei amici, l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi. Canto 140. Dove carità e amore c'è Dio, ci ha riuniti insieme Cristo amore, godiamo esultanti nel mio Dio vive e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi uniti un solo, cerchiamo di dividerci tra noi, via le lotte maligne, via le e regni in mezzo a noi, Cristo Dio, dove e amore, qui c'è Dio.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. C'è un avviso, giorno 15 luglio, preghiera del Rosario per i giovani in santuario, giorno 17, come al solito, dalle ore 17 alle 18. E per finire, per chi ama il mare, ricordatevi che oggi è la domenica del mare. È bella circostanza. Chi potrà beneficiare si ricordi che è un dono del Signore. Sapete quanta acqua abbiamo nel mondo? Il 21% della superficie è occupata dall'acqua. Guai se non avessimo questo dono. Ringraziamo il Signore. Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, pace. Grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Grazie altrettanto. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave Maria, Ave Maria. O Maria purissima, eletta Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza